Oggi è la 52esima giornata mondiale dedicata alla terra, che rappresenta il più grande evento di sensibilizzazione alla tutela dell'ambiente. Ad Agrigento iniziative con gli studenti del liceo classico. Il cartello sociale chiede di incontrare gli assessori regionali all'energia e alle autonomie locali. Ieri al sit-in, all'incontro con il prefetto, tutti i sindaci latitanti a esclusione del primo cittadino di Favara. È a rischio la consortile. Dalla Regione via libera all'impianto per estrarre gas nel canale di Sicilia, prevista linea sottomarina fino a Gela. Tra una settimana stop al Green Pass, report settimanale dell'ASP di Agrigento, contagi in calo grazie ai vaccini. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Nata nel 1970 negli Stati Uniti, la Giornata della Terra è la più grande iniziativa nel mondo dedicata all'ambiente. Si celebra in 193 paesi, coinvolge 1 miliardo di persone. L'organizzazione sceglie per ogni edizione un tema e lo slogan per il 2022 è investire nel nostro pianeta. Oggi ad Agrigento appuntamento importante su questi temi per gli studenti del liceo classico in Empedocle, che hanno anche piantato una gemma dell'albero di Falcone. Il servizio di apertura è di Francesco Milano. Mi illumino di meno, campagna di sensibilizzazione al risparmio energetico, è giunta quest'anno alla sua 18ª edizione. Anche il liceo classico Empedocle di Agrigento ha partecipato. Quando è importante sensibilizzare i giovani ai temi dello sviluppo sostenibile attraverso iniziative di questo tipo? Sì, assolutamente, lei ha colto nel segno. Sensibilizzare i giovani è una missione per il liceo classico e musicale Empedocle. I temi dello sviluppo sostenibile, dell'educazione ambientale, della prevenzione dei reati ambientali si vanno a collocare bene in questa cornice che sarà la cerimonia di oggi, una cerimonia che si arricchisce ancora di più perché ci verrà consegnata dai carabinieri del reparto della biodiversità di Catanzaro una talea dell'albero di Falcone, quindi capisce bene come oltre all'educazione ambientale, quindi al rispetto dei temi ecologici che ormai oggi sono un po' molto diffusi, ampiamente condivisi, si lega anche l'educazione alla legalità e il ricordo dei giudici, in particolare del giudice Falcone, ad imperitura a memoria e come monito per tutte le nuove generazioni. Negli ultimi anni numerose iniziative hanno evidenziato l'interesse dei giovani nei confronti del rispetto dell'ambiente, iniziative che coinvolgono anche direttamente la scuola, ad esempio il movimento Friday for Future. Lei come considera iniziative di questo tipo? Sì, queste iniziative sicuramente ci fanno capire quanto i giovani siano maturi e quanto sia ampia la loro sensibilità. È chiaro che oggi è anche la giornata mondiale della terra e quindi questa tematica sembra sposarsi bene con quanto stiamo dicendo. Dobbiamo prenderci cura del nostro pianeta perché la vita del pianeta e la vita delle persone che vi abitano sono intimamente legate e la pandemia ce lo sta insegnando ancora oggi. Quindi ecco, educazione ambientale, educazione alla legalità, rispetto per se stessi, per l'ambiente e per tutto ciò che ci circonda diventa poi anche motivo di campagne di sensibilizzazione dove i principali protagonisti sono appunto i giovani, quasi un po' a voler tirare le orecchie ai potenti del mondo che si sono fatti un po' sordi a queste tematiche, non capendo che in questo modo mettono a rischio la loro vita e quella anche delle generazioni future alle quali non possiamo consegnare un pianeta di serie B perché non esiste, deve esistere un unico pianeta che è il pianeta che ci ospita tutti. Quest'anno, oltre al consueto spegnimento delle luci, anche la creazione di un bosco diffuso, è stato scelto l'albero di Giovanni Falcone in via Notarbartolo, che il liceo classico Empedocle ha accolto e coltiverà all'interno delle mura scolastiche. Perché è stato scelto proprio l'albero di Falcone e all'interno di quale iniziativa si inquadra? Sì, l'albero di Falcone è stato scelto come simbolo di legalità proprio nell'ambito di un più ampio progetto denominato Un albero per il futuro. Un albero per il futuro è un progetto voluto dal Ministero della Transizione Ecologica, il cui partner è stato l'Arma dei Carabinieri, che con il suo centro nazionale per la conservazione di biodiversità a Pieve Santo Stefano ha consentito la radicazione delle talee dell'albero di Falcone e la distribuzione di piante presso gli istituti scolastici per costituire appunto questo bosco diffuso. Un bosco che è finalizzato anche alla sensibilizzazione delle giovani generazioni per le problematiche ambientali. Infatti le piante verranno georeferenziate e da qui inserite in un portale dedicato chiamato unalberoperilfuturo.it, dove
i giovani che hanno messo a dimora le piante potranno seguire lo sviluppo delle stesse e avranno contezza anche della quantità di CO2 che le piante sottrarranno dall'aria durante la loro vita. Pertanto appunto un progetto che vede da una parte l'educazione all'ambiente, ma anche una educazione alla legalità ambientale, una legalità che oggi purtroppo sappiamo l'ambiente è fatto preda delle attività antropiche, a volte anche a carattere criminale, e per cui riteniamo particolarmente importante creare una sensibilità nelle giovani generazioni. Il Consiglio Comunale di Canicattì ha approvato lo stato di dissesto finanziario dell'ente. La proposta del funzionario al bilancio e servizi finanziari Carmela Meli è passata all'unanimità dei presenti. Al momento del voto sono usciti i consiglieri eletti nella lista dell'ex sindaco Ettore Di Ventura, che hanno guidato l'ente locale nella passata consigliatura. Il sindaco Francesco Corbo ha letto in aula una relazione. Ancora incerto l'ammontare del passivo, che sarà gestito da una terna di commissari che dovrebbero arrivare a Canicattì al più tardi entro i primi giorni di maggio. La delibera votata ieri entro 5 giorni dovrà essere inviata a Palermo alla Corte dei Conti e al Ministero. L'amministrazione in carica continuerà a gestire l'ordinario con grossi vincoli gestionali e contabili. Dalla regione via libera all'impianto per estrarre gas nel canale di Sicilia. I lavori dureranno 3 anni e prevedono una linea sottomarina di 60 km fino a Gela. Vediamo. Via libera dal governo regionale alla realizzazione di un impianto di gas nel canale di Sicilia davanti alla costa di Gela. Il ministro della transizione ecologica potrà adesso rilasciare l'autorizzazione alla costruzione dell'infrastruttura per il trattamento di gas all'interno del sito Eni. Il programma dei lavori prevede alcuni interventi per lo sviluppo dei campi Argo e Cassiopea nel canale di Sicilia. La strada verso l'autonomia energetica dell'Italia, ha commentato il presidente della regione Nello Musumeci, assegna alla nostra isola un ruolo strategico non solo per il metano. D'ora in avanti faremo pesare questo nostro ruolo perché non siamo più disposti a fare in Sicilia i donatori di sangue fino all'anemia. I lavori di costruzione, installazione e messa in produzione avranno una durata di quasi 3 anni. Prevedono investimenti per oltre 700 milioni. Il gas, 99% metano, estratto dai giacimenti Argo e Cassiopea e trattato dall'impianto di Gela, avrà una portata di picco equivalente a più di 7 volte l'attuale produzione di gas in Sicilia e a più del 30% dei consumi di gas della regione. L'avvio della produzione è previsto nella prima metà del 2024. L'estrazione dai campi offshore, ha spiegato l'assessore regionale all'energia Daniela Baglieri, avverrà tramite uno sviluppo interamente sottomarino, senza emissioni e privo di impatto visivo a mare. Il gas verrà poi inviato al nuovo impianto di trattamento all'interno dell'area della raffineria di Gela tramite una linea sottomarina di 60 km di lunghezza. Arriva a Bruxelles l'allarme per il via libera alle trivellazioni in Sicilia e nel mare che circonda l'isola. Deciso dal piano sulla ricerca di idrocarburi approvato dal Ministero della Transizione Ecologica, malgrado il corposo dossier elaborato dalla Regione per opporsi al documento. Il piano blocca del tutto le trivelle in 6 regioni del nord Italia, mentre nel Mezzogiorno, in particolare in Sicilia, le consente persino in zone che ospitano siti UNESCO, parchi e riserve e in territori a rischio sismico. Non c'è pace per la Sicilia, oltre il 70% del territorio siciliano è a rischio trivellazione, dichiara l'eurodeputato Ignazio Corrao del gruppo Verdi Alleanza Libera Europa. Il piano del governo per lo sfruttamento di nuovi giacimenti di idrocarburi calpesterà la biodiversità e l'economia siciliana. La Commissione europea intervenga a tutela del territorio siciliano. Questo in sintesi il contenuto dell'interrogazione presentata da Corrao. E ad Agrigento si costituisce un nuovo movimento a tutela dell'ambiente e contro il rigassificatore. Arturo Cantella. Alessio Lattuca di Confimpresa, oggi la prima assemblea costituente di un movimento che nasce proprio qui ad Agrigento per la tutela ambientale. Quali scopi esattamente si prefigge questo movimento qui agrigentino? Allora, abbiamo deciso di costituire questo movimento per via delle note questioni che hanno a che fare
con la scelta un po' idiota di collocare un rigassificatore nella Valle dei Templi, perché anche se dicono che è lontano 500 metri, ma è in buffer zone, cioè a ridosso della valle, nel caos, praticamente sulla tomba di Pirandello. Quando si dice sulle argille azzurre è vero, perché proprio è il pennone di questo rigassificatore, circa 70 metri, sarebbe acceso notte e giorno per i prossimi anni, 10, 20, 30, non si sa quanti. Ma la cosa più grave non è solo questa. Intanto il pregiudizio rispetto a un territorio mistico come questo, che magari in questo momento ha delle criticità, sicuramente ne ha, però il fatto che ci siano delle criticità non autorizza nessuno a peggiorarle, perché noi pensiamo di migliorare le condizioni di questi luoghi. Il progetto di questo movimento non è solo quello di contrastare, di opporre, per cui spesso siamo classificati come i no, i NIMBY, effetto, tutte le storie e le propagande diffuse dai soliti noti. Nasce per creare un progetto di sviluppo sostenibile e si può fare. Ci sono tutte le condizioni in questa città per programmare qualcosa che abbia un vero valore occupazionale, non quelle storie che vanno raccontando i soliti noti, che ci sarebbero 30, 40 posti. Non è vero. Ci sarebbe soltanto un mastodontico, immenso, dannoso impianto che ha cisternoni da 70 metri, che quando finirà il gas, e finirà perché così dice, non lo dico io, sono le regole già adottate all'Unione Europea, ed eventualmente il gas potrebbe avere un'unica funzione, quella della transizione, quindi per i prossimi 5-6 anni, atteso che ci vogliono 5 anni per costruirlo, ma atteso che gli diano le autorizzazioni, sono tutte scadute. Il signor Starace, con la sua verve, diciamo, apodittica... Ricordiamo chi è Starace. Starace è l'amministratore delegato di Enel, con la sua assertività, che noi non gradiamo per nulla perché siamo stanchi degli autocrati, ha dichiarato che è stato in Affittalina. Non è vero, non è stato in Affittalina, è stato bocciato dagli agrigentini, è stato bocciato dal Consiglio Comunale di Agrigento, è stato bocciato dal Consiglio Provinciale. Hanno fatto tutti gli imbrogli possibili e immaginabili perché non hanno tenuto della bocciatura della Capitaneria di Porto, che ha stabilito, col nulla osta che ha rilasciato, 27 prescrizioni, tra cui quella dell'interdizione ai rigassificatori quando c'è la nave per Lampedusa e da Lampedusa, quindi ogni giorno. Cioè, quindi non l'hanno messo artatamente, omettendo, diciamo, il nulla osta della Capitaneria, ma soprattutto ove ripetessero, cosa da folli, la richiesta di autorizzazione alla soprintendenza, escludo che la soprintendenza possa fare le, come dire, puntini puntini, le lordure che ha fatto in passato, perché non è possibile che la soprintendenza, che ha l'obbligo di tutelare, conservare e promuovere, valorizzare la Valle dei Templi, abbia rilasciato all'indecoroso progetto un nulla osta nel 2006, fermo restando che poi l'ha rilasciato di nuovo nel 2010 alla SNAM, nonostante il parere negativo del Consiglio Comunale di Agrigento. Sono tutte questioni che gli agrigentini non sanno, ma che avremo modo di parlarne adeguatamente con l'impegno dei mass media agrigentini, che ci hanno dato la loro disponibilità, come in questo caso, e ringrazio TVA per questa disponibilità. Ma non solo, ci doteremo anche di strumenti in modo da poter coinvolgere il maggior numero possibile di agrigentini, che già sono numerosi, che 8.000 persone di Agrigento hanno detto no al rigassificatore, 8.000 persone che ci hanno messo la faccia, che sono andate a votare in fila in una domenica, nonostante, diciamo, le opposizioni di tutte le forze politiche, esclusa qualcuna. Oggi vediamo che alcuni soggetti dei 5 Stelle sono contrari, i politici hanno votato tutti a favore della regione siciliana, tutti. Il sindaco di Agrigento attuale, devo dirgli grazie perché ha fatto l'opposizione e continuerà a farla, perché c'è un'altra situazione incombente. La SNAM, nonostante la regione siciliana non abbia rinnovato l'autorizzazione come opera di pubblica utilità che gli consentiva di espropriare i terreni nella valle, quelli in cui dovrebbe passare un cisternone da 2 metri di diametro, quindi dovrebbero scavare in mezzo ai resti archeologici 3 metri per interrare un gasdotto, un metanodotto del diametro di 2 metri. La
Regione Siciliana non ha rinnovato l'autorizzazione come opera pubblica. Nonostante questo, la SNAM ha chiesto alla Prefettura d'Agrigento l'autorizzazione a rilasciare il nulla osta ai propri dipendenti per poter avere l'accesso ai luoghi dove dovrebbe passare il rigassificatore. Quindi questi soggetti non si fermano davanti a nulla, ma noi stiamo qui a contrastarli. A seguito del sit-in promosso dal cartello sociale della provincia di Agrigento sulla situazione in cui versa la consortile AICA, una delegazione del cartello ha incontrato il viceprefetto vicario Giovanna Termini. Alla rappresentante del governo sono state illustrate le motivazioni che destano serie preoccupazioni sul futuro di AICA. In particolare sono state evidenziate le dinamiche intestine che ne impediscono il pronto decollo di una gestione che è stata scelta e voluta grande maggioranza dagli stessi sindaci agrigentini. Il cartello ringrazia per la presenza il primo cittadino di Favara, unico comune presente all'incontro, e nel contempo constata la latitanza dei sindaci e del presidente dell'AICA. Forse, commenta il cartello sociale in un comunicato stampa, sono queste le premesse di un disegno volto a far abortire l'esperienza della gestione pubblica del servizio idrico voluta fortemente per ottenere un'organizzazione virtuosa e continuità nell'approvvigionamento dell'acqua. Il cartello adesso chiede la convocazione di un tavolo alla presenza dell'assessore regionale all'energia e di quello alle autonomie locali, al fine di scongiurare esiti nefasti che rischiano di ripercuotersi sui cittadini e sulla puntualità del servizio, oltre che sui costi. Covid e Green Pass, l'ultima settimana, poi cambia tutto. I dettagli nel servizio. Nonostante l'ultimo bollettino Covid mostri un rimbalzo dei contagi, l'Italia prosegue sulla strada delle riaperture. Tra una settimana infatti non ci sarà più bisogno di esibire il Green Pass per accedere alla maggior parte delle attività sociali. Dal 1 maggio la certificazione verde non sarà necessaria per entrare nei luoghi di lavoro e nei locali pubblici, unica eccezione per dimostrare l'avvenuta vaccinazione o guarigione per i lavoratori di ospedali, ambulatori e RSA, per cui resta la sospensione del lavoro per chi non si vaccina fino al 31 dicembre. Secondo le nuove regole, l'eliminazione del Green Pass riguarda l'accesso ai luoghi di lavoro, mezzi di trasporto pubblico, bar e ristoranti anche al chiuso, mense, catering continuativo, accesso degli spettatori e spettacoli al chiuso, cinema e teatri, eventi sportivi, studenti universitari, centri benessere, attività sportive al chiuso e spogliatoi, convegni e congressi, corsi di formazione, centri culturali, sociali e ricreativi anche al chiuso, concorsi pubblici, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, feste al chiuso e discoteche. Dove serve invece ancora il Green Pass? Fino al 30 aprile, lo ricordiamo, il Green Pass base è necessario per mangiare nelle mense, per i concorsi pubblici, per i corsi di formazione, per i colloqui con i detenuti e per gli stadi o per tutti gli altri eventi sportivi all'aperto. Il Super Green Pass serve per consumare al bar seduti, al chiuso, al ristorante sempre al chiuso, ma non quelli dentro, agli alberghi dove si alloggia senza alcun pass. Inoltre è necessario ancora in tutta Italia per andare in palestra, piscina, centri benessere, per svolgere attività sportive al chiuso, per partecipare a convegni e congressi e per frequentare centri ricreativi per le serate in discoteca. Ricordiamo inoltre che il Super Green Pass sarà richiesto fino a fine 2022 per entrare in ospedali e strutture che ospitano anziani. Consueto report settimanale del commissario dell'ASP di Agrigento Mario Zappia, casi in aumento ma pochi ricoveri grazie ai vaccini. Vediamo. Nell'appuntamento precedente, era quello della settimana santa, abbiamo notato un po' il resoconto di quello che è stato il comportamento sia del Covid che della nostra risposta sanitaria nella nostra provincia. Oggi iniziamo a verificare un po' i dati perché ci rendiamo conto di quello che ha significato queste vacanze di Pasqua per la circolazione del virus. Io vi do anche dei dati di province vicine perché per esempio Palermo ieri in una sola giornata ha avuto oltre 80 accessi in un pronto soccorso, quindi si sta ovviamente prefigurando e si sta verificando quello che noi tutti sappiamo, cioè il fatto di stare assieme, assembrati, senza mascherina, di far finta di niente,
comporta delle conseguenze che noi sappiamo e che quindi abbiamo accettato. Quindi accetteremo anche il fatto che noi dopo le vacanze pasquali andremo incontro a un aumento di casi positivi e speriamo un po' meno di ricoveri. Comunque già vi dico che per quanto riguarda il totale dei positivi nella nostra provincia noi abbiamo ancora 7.400 attuali casi positivi. Questo significa che il virus è abbastanza forte in mezzo a noi e quindi la raccomandazione fondamentale è quella nei luoghi chiusi di tenere la mascherina. Non dovete fare nient'altro se non tutto quello che sapete, perché noi non vogliamo assolutamente ritornare a quelle condizioni che abbiamo già vissuto per ben 4 volte. Se vi ricordate, abbiamo cercato di capire perché nonostante questi numeri ci siano pochi ricoveri e la risposta è facile. Il nostro vaccino, i vaccini che abbiamo fatto sono stati performanti, cioè sono riusciti a essere efficaci nella protezione nostra per il vaccino, quindi continuiamo a mantenere dei livelli che sono sempre quasi costanti, 29 al San Giovanni di Dio, 22, 24, 20 a Ribera nel reparto di medicina e 1 o 0 nel reparto di terapia intensiva, ovviamente di Ribera. Quindi i posti letto occupati sono una costante e questo è frutto del fatto che ci siamo vaccinati. Purtroppo non ci stiamo vaccinando se non a quei livelli che voi tutte sapete. Abbiamo in questo momento, nella settimana scorsa, poco più di 1300 vaccini che abbiamo effettuato nella nostra provincia e sapete anche che la nostra organizzazione per quanto riguarda i vaccini è stata rimodulata con l'adeguamento di tutti i nostri punti vaccinali come orari e come numero a quelle che sono le esigenze, perché 1328 vaccini in una settimana sono ovviamente quasi niente. Una ventina hanno fatto i bambini, 4 dosi sono stati quelle booster, quarta dose, quindi diciamo che siamo a valori molto bassi. Vi dico però una cosa che spero non vi sembri strana. Hanno fatto un sondaggio in tutta la comunità europea per vedere quanto gli europei fossero favorevoli al vaccino. E gli italiani sono ai primi posti. Abbiamo al primo posto il Portogallo con il 91% favorevole al vaccino e 3% di indecisi, 2% di contrari Novax. L'Italia, assieme alla Spagna, al secondo posto, il 90% di persone favorevoli al vaccino. Noi siamo più resti perché abbiamo il 4% di sostenitori che non devono farsi il vaccino, i cosiddetti Novax, e un 3% di indecisi. Comunque la popolazione ha risposto bene, Agrigento ha risposto bene, siamo assolutamente in linea con il resto della popolazione europea, che ovviamente vede agli ultimi posti la Bulgaria, la Slovacchia, tutti i paesi dell'est che non hanno avuto la possibilità di farlo. Noi siamo stati fortunati, l'abbiamo fatto e ci siamo protetti. Adesso insisto solo per le mascherine perché non dimentichiamo quello che dobbiamo fare nei locali chiusi. Regione senza bilancio. Le opposizioni in Sicilia chiedono a Draghi di rimuovere il governatore Musumeci. C'è il servizio. Il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Claudio Fava, gruppo di opposizione all'Assemblea regionale siciliana, hanno scritto al Presidente del Consiglio Mario Draghi per chiedere di valutare l'avvio del procedimento di rimozione del Presidente della Regione, di scioglimento dell'ARS, per atti contrari alla Costituzione, ai sensi dell'articolo 126 della Carta. La lettera è stata inoltrata per conoscenza anche ai Ministri per gli Affari Regionali e all'Economia. La Regione siciliana è in esercizio provvisorio fino al 30 aprile. Alla data odierna, sottolineano le opposizioni, la Giunta guidata da Musumeci ha trasmesso all'ARS il disegno di legge di bilancio per l'esercizio 2022-24, privo di un presupposto esistenziale, ovvero il parere preventivo obbligatorio del Collegio dei Revisori dei Conti. Nell'eventualità che il parere espresso dal Collegio sia negativo, si legge nella missiva, la Giunta regionale può percorrere 2 strade: o conformarsi al parere modificando il documento contabile, oppure motivare le ragioni per le quali ritiene di non operare alcun adeguamento. In entrambi i casi, l'atto della trasmissione del disegno di legge all'ARS, il parere deve essere già stato espresso. Alla data odierna, con la scadenza ormai prossima dell'esercizio provvisorio, non più prorogabile, il disegno di legge di bilancio trasmesso all'Assemblea regionale, denunciano i deputati dell'opposizione, non è corredato dal parere del Collegio dei Revisori.
Si prefigura dunque la violazione delle norme di attuazione dello Statuto, ma soprattutto l'impossibilità di pervenire all'approvazione del bilancio di previsione 2022-24 entro i termini perentori del 30 aprile. Infatti, anche a prescindere dai tempi necessari affinché il Collegio dei Revisori possa fornire il proprio parere, è la stessa procedura dettata dal regolamento interno dell'ARS per la sessione di bilancio, prosegue la lettera, non consente di contrarre i tempi per l'esame e la discussione dei documenti finanziari da parte prima delle commissioni legislative e poi dell'Aula. Non ci sono più le condizioni affinché la Regione siciliana approvi il bilancio di previsione entro la scadenza dell'esercizio provvisorio, con conseguente gravissima violazione dello Statuto e della Costituzione. Un'altra grana si abbatte sul governo Musumeci alle prese con il difficile tentativo di superare la crisi politica preelettorale. Adesso che la Giunta ha varato la finanziaria ancora da trasmettere all'ARS, a salire sulle barricate sono i sindacati dei regionali che proclamano lo stato di agitazione dopo il fallimento delle trattative per il rinnovo del contratto. È la solita vecchia storia, i rappresentanti dei lavoratori reclamano la riqualificazione, cioè le promozioni con conseguente aumento di stipendio che i dipendenti di Palazzo d'Orleans attendono da anni, ma i quasi 60 milioni necessari complessivamente non ci sono, bloccati appunto dal mancato sì alla manovra. Il rischio però è che il problema venga consegnato al prossimo governo. L'ultima fumata nera è arrivata ieri al tavolo dell'ARAN, l'agenzia che per conto della regione si occupa di queste trattative. Non è arrivata una proposta concreta e così la discussione si è interrotta bruscamente. Arrestato nel 1997 il pentito Gaspare Spatuzza, condannato per 41 omicidi e le stragi di Capace e via D'Amelio, ormai da 25 anni in regime di detenzione, anche se da tempo si tratta non di carcere ma di custodia domiciliare in località protette. Adesso chiede anche lui, come hanno già fatto tanti collaboratori di giustizia, di tornare in libertà. Vediamo. Spatuzza ha compiuto un percorso spirituale di cambiamento, ha fatto condannare dei criminali, ha permesso di smascherare il depistaggio di Scarantino, un depistaggio di Stato. È giusto che lo Stato mantenga adesso le promesse, rispettando una legge voluta, tra l'altro, da Falcone e Borsellino. A dirlo all'ADN Cronos è Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, il magistrato ucciso dalla mafia insieme agli uomini della scorta il 19 luglio del 1992 in via D'Amelio a Palermo. Il pentito che ha riscritto la storia delle stragi di Cosa Nostra dopo 25 anni di carcere chiede di tornare in libertà e ha presentato ricorso contro l'ultimo no dei giudici. Quello di Spatuzza è un pentimento reale avvenuto in carcere con un percorso vero e proprio di spiritualità, ragiona Borsellino. Al di là di questo, anche con la sola collaborazione con la giustizia, vista l'importanza processuale delle sue rivelazioni, è giusto che ad un certo punto, quando e dopo quanti anni di carcere lo decideranno i magistrati, Spatuzza acceda ai benefici di legge esistenti. D'altra parte, se è stato rimesso in libertà Giovanni Brusca, puntini, quella sì è stata una cosa che mi ha un po' sconvolto, ma anche allora ho detto che il nostro è uno stato di diritto e che le leggi vanno rispettate per tutti. Secondo il fratello del giudice antimafia, a destare scandalo dovrebbe essere non l'eventuale liberazione condizionale per l'ex boss di Brancaccio, ma l'abolizione dell'ergastolo stativo. Non è assolutamente accettabile, denuncia, che dei criminali mafiosi possano essere rimessi in libertà dopo un certo numero di anni anche senza aver collaborato con la giustizia, semplicemente dissociandosi a parole. La dissociazione a parole forse aveva un significato per i terroristi rossi, che erano fortemente ideologizzati e per i quali rinnegare il loro passato anche a parole era qualcosa di veramente dirompente, ma per i mafiosi rinnegare a parole un giuramento fatto con il sangue alle loro famiglie mafiose non vuol dire assolutamente nulla. Quando cesserà l'ergastolo stativo spariranno anche collaboratori di giustizia. È possibile il perdono verso il killer di mafia, anche se pentiti. Non tocca agli uomini perdonare delitti di questo tipo, è
Dio che può farlo. Nel caso di Spatuzza il mio ragionamento, prosegue ancora Borsellino, è legato solo al rispetto di una legge. Io posso perdonare mio figlio se fa una stupidaggine, un amore se mi tradisce, ma il perdono per gli assassini non lo concepisco. Io tra l'altro sono laico, non ho la fede che aveva mio fratello. Un cambio radicale di vita però per il fratello del giudice antimafia ammazzato dal tritolo di Cosa Nostra è realmente possibile, lo dimostra Gaspare Mutolo. Lo conosco direttamente, ci ho parlato spesso, il suo è un pentimento reale. Oggi è un'altra persona, ha collaborato con mio fratello negli ultimi giorni di vita di Paolo. Se lo dovessi incontrare a Palermo non avrei problemi a camminarci accanto, perché è una persona che ha completamente cambiato le proprie aspettative, prospettive di vita, un atteggiamento, conclude ancora Salvatore Borsellino, che sicuramente non potrai avere con Brusca se lo incontrassi, anzi avrei ribrezzo. A poco meno di un mese dalla decisione sono state depositate dai giudici della Cassazione le motivazioni con cui hanno dichiarato illegittimo il decreto di sequestro di documenti e dati informatici ad alcuni appartenenti alla famiglia De Graviano nell'ambito dell'indagine della Procura di Firenze sulle stragi del 93, che ha come indagati Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Per gli Ermellini manca infatti l'annesso di pertinenza tra i reati per cui si procede, il presunto finanziamento documentato dalla scrittura privata, il sequestro di documenti e dati informatici rispetto a terzi. E così la quinta sezione penale ha accolto il ricorso della difesa di Nunzia e Benedetto Graviano, fratelli dei boss di mafia Filippo e Giuseppe Graviano, contro il sequestro di quanto estratto da 4 cellulari, 2 computer ed una pendrive eseguiti proprio dalla procura fiorentina in seguito alle dichiarazioni rese al PM da Giuseppe Graviano. In particolare quest'ultimo aveva dichiarato che soggetti a lui vicini avevano dei documenti che indicavano che la mafia aveva finanziato con 20 miliardi di vecchie lire Silvio Berlusconi all'esordio delle sue attività imprenditoriali e che questi rapporti finanziari costituirebbero l'antefatto rispetto alla strategia che ha condotto alle stragi del biennio 1993-94. Ad avviso della difesa, i decreti di perquisizione si fonderebbero su una fantasmagorica ipotesi secondo la quale delitti di strage sarebbero riconducibili ai 2 indagati dell'indagine fiorentina, uno dei quali, Silvio Berlusconi, avrebbe ricevuto in anni antecedenti da Filippo Quartararo, nonno del Graviano, proprio la somma di 20 miliardi di lire, d'azione comprovata di una scrittura privata in possesso a soggetti vicini al Graviano. Secondo la difesa, inoltre, i provvedimenti di sequestro sarebbero privi di criteri selettivi e senza indicazione tra il reato contestato e i dati informatici che si intendevano vinculare. La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e osserva che occorre evitare che il sequestro probatorio assuma una valenza meramente esplorativa di notizie di reato diverse ed ulteriori rispetto a quella per cui si procede. Rilevano gli Ermellini che il decreto di sequestro alla ricerca del documento sui finanziamenti della mafia Berlusconi non fornisce adeguata motivazione quanto a legittimità. In mancanza di siffatti chiarimenti sul versante motivazionale, conclude ancora il verdetto, il provvedimento di perquisizione e sequestro legittima una non consentita attività esplorativa finalizzata alla eventuale acquisizione diretta o indiretta di altre notizie di reato. Adesso il Tribunale di Firenze dovrà tenere conto di tutti i principi richiamati, procedendo ai motivi di riesame come proposto dalla difesa dei ricorrenti. Così conclude appunto la sentenza. Il 35enne Alberto Belcastro, originario di Campobello di Licata, ha patteggiato una condanna a 1 anno 9 mesi di reclusione per omicidio stradale. La vicenda, ratificata dal giudice Giuseppe Miceli dopo un accordo tra l'avvocato Gioacchino Sanfilippo e il sostituto procuratore Sara Parazzi, riguarda la morte di Giovanni Rizzo, 34enne disabile, deceduto in seguito a un terribile incidente nei pressi della Rotonda Giunone ad Agrigento nel 2019. L'imputato era alla guida del mezzo per disabili e trasportava l'amico seduto sul lato passeggero. L'impatto fu tremendo. Belcastro, in seguito a ulteriori accertamenti, risultò positivo a cocaina, anfetamina e il suo tasso di alcol presente nel sangue era superiore al consentito. Il tribunale però ha ritenuto valide alcune concause nello schianto, quali la mancata illuminazione e le condizioni della rotatoria all'epoca dei fatti.
Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. La Sicilia si dota di una legge per la valorizzazione della dieta mediterranea come simbolo dell'identità dell'isola. I dettagli nel servizio. La Sicilia si dota di una legge per la valorizzazione della dieta mediterranea come simbolo dell'identità dell'isola, oltre che stile di vita salutare e paesaggio culturale. L'ARS ha infatti approvato il disegno di legge, prima firmataria Angela Foti, che punta alla promozione della dieta mediterranea non soltanto per lo sviluppo di percorsi sinergici tra enogastronomia, oleoturismo, agricoltura e turismo in genere, ma soprattutto per evidenziare il ruolo centrale della Sicilia nel Mediterraneo. L'approvazione della legge, afferma la vicepresidente dell'ARS, Angela Foti, è un'azione concreta a 10 anni di distanza dal riconoscimento della dieta mediterranea nell'elenco del patrimonio immateriale dell'UNESCO, uno stile alimentare di vita che accomuna i vari popoli che si affacciano sul Mediterraneo, ma che vede la Sicilia al centro non solo geograficamente dei percorsi identitari di questi stessi popoli che sull'isola si sono incontrati scambiandosi usi e costumi. Questa legge arriva in un momento di grande attenzione da parte delle aree interne siciliane su questo tema, con oltre 100 comuni che stanno gettando le basi per il primo parco policentrico mondiale dello stile di vita mediterraneo. Per questo tra gli obiettivi della legge c'è quello di preservare la memoria e l'eredità immateriale. La dieta mediterranea è uno stile di vita che rappresenta un percorso dalla terra alla tavola, rispettoso dei territori, sostenibile e simbolo di convivenza e dialogo tra culture e generazioni diverse, in linea con la Carta di Milano Expo 2015 e con gli obiettivi europei dell'Agenda 2030. La norma appena approvata permetterà anche di avviare diverse iniziative che coinvolgeranno le varie filiere enogastronomiche regionali e si potrà puntare maggiormente a sostenere l'agricoltura in chiave multifunzionale e soprattutto sostenibile. Per mettere in pratica questo programma la legge prevede la realizzazione di studi e ricerche, il coinvolgimento delle università, la programmazione di attività formative e divulgative, la collaborazione con le scuole anche con progetti didattici a tema, l'inserimento di specifiche misure nelle PSR Sicilia, l'elaborazione di modelli innovativi di attrazione economica ma anche turistica. Sono circa 120 i percettori del reddito di cittadinanza che hanno trovato lavoro tra pubblico e privato nel comprensorio di Ribera. La metà di loro sono già stati impiegati in aziende private, mentre altri 60 prenderanno servizio a partire dal 1° maggio. Oltre al sussidio statale erogato dal Ministero, percepiranno anche 500 euro per lavorare in bar, ristoranti, ditte locali, artigiani, ma non soltanto. Anche lo stesso comune di Ribera usufruirà delle prestazioni dei lavoratori. 5 di loro infatti sono stati assunti dalla ditta che si occupa della manutenzione del verde pubblico comunale. Aragona pensa al turismo e a evitare lo spopolamento. È stato presentato ieri nei locali della biblioteca comunale ex chiesa Purgatorio l'ambizioso progetto Revitapolis, che si prefigge l'obiettivo di rilanciare Aragona attraverso lo sviluppo del settore turistico e la creazione di nuove reti economiche nei piccoli borghi che sono a rischio spopolamento. Vediamo. Allora, l'importanza di questo convegno è riprendere quello che è stato sospeso più di 2 anni fa. Con l'avvocato Barba ne avevamo discusso già nel 2019 di portare avanti questo progetto turistico e anche commerciale, di interscambio commerciale, la valorizzazione dei nostri prodotti artigianali ed agroalimentari. Già nel fine marzo del 2018 era tutto organizzato come stasera, ma non è stato possibile perché l'8 di marzo ci hanno chiuso. Fortunatamente ora la pandemia volge verso il finire, quindi visto che non siamo più in stato di emergenza abbiamo pensato di organizzarlo e di portare avanti il progetto che era stato bloccato già da 2 anni causa pandemia. Ha una valenza importante perché porterebbe economia al nostro territorio, porterebbe sviluppo e porterebbe anche quello che è l'interscambio non solo economico ma anche culturale, perché qua c'è la possibilità che persone di fuori possano venire ad abitare Aragona, c'è la possibilità attraverso tutto quello che esporrà l'avvocato Barba, e che è giusto che lo faccia lui perché è lui l'ideatore
di questo, quello che è il sistema di interscambio che verrà fatto tra tutto il mondo imprenditoriale, economico, artigianale, artistico e culturale della nostra cittadina, che ci sarà la possibilità di esportarlo fuori e farlo conoscere in tutta Europa e anche, se possibile, in tutto il mondo. Dobbiamo cogliere questa occasione che ci viene data dall'amico avvocato Salvatore Barba, di origini aragonesi ma nato e cresciuto in Germania. Lui ha avuto la bellissima idea come atto di amore regalare un portale per gli aragonesi attraverso il quale poter far emergere le potenzialità economiche e commerciali e turistiche di Aragona. Qual è lo stato di salute del territorio aragonese sotto il profilo economico? Assolutamente è un momento molto difficile, per cui in questa grave crisi post-globale dobbiamo assolutamente cogliere ogni occasione per poter rilanciare e poter trovare nuovi mezzi per affrontare con maggiore tranquillità il futuro. Allora, noi abbiamo visto che sia la pandemia che anche adesso la guerra tra la Russia e l'Ucraina che hanno cambiato il mondo. Abbiamo una globalizzazione che si sta evolvendo. La mia intenzione era quella di lanciare un'Italia e presentare l'Italia in una vetrina al mondo come posto per fare business all'estero. Qui nel meridione abbiamo dei posti stupendi e un potenziale enorme e la nostra intenzione è quella di lanciare questo potenziale. Perché investire su Aragona? Aragona, a mio avviso, è un paese che offre molto di più di quello che vediamo qui come aragonesi, perché con gli occhi degli stranieri qui c'è molto potenziale. Abbiamo un sistema sanitario che funziona. Abbiamo degli imprenditori molto capaci e abbiamo tante prospettive, non solo dal punto di vista turistico, che dovrebbe essere comunque un punto di partenza ma non un punto definitivo. Qua abbiamo tante potenzialità che vanno oltre al turismo, anche se è un campo molto importante. Il primo passo da fare è quello di aprire un confronto, quindi un dialogo che sia costruttivo e propositivo, e cercare anche di cogliere, insomma, quelli che sono gli aspetti positivi e le attività che hanno lasciato dei risvolti sui territori dove sono state, insomma, già portate avanti prima di noi. Cosa propone la Proloco di Aragona per provare a rilanciare anche il settore turistico ed economico del paese? Ma Proloco, con l'attivazione del servizio civile 2022, si propone appunto di attivare tutta una serie di servizi al turista e, diciamo, il nostro obiettivo principale è anche quello di riaprire quelli che sono i palazzi storici e i musei di Aragona, perché noi appunto pensiamo che non si debba assolutamente pensare di attrarre il turista prima per poi farlo arrivare ad Aragona, insomma, e trovare poi tutte le strutture chiuse e comunque non fruibili. Quindi ci concentreremo sull'attivazione appunto di servizi al turista e a questi poi seguirà una campagna comunicativa volta appunto a far conoscere le bellezze e le risorse di questo territorio. Amici centenari si ritrovano dopo 50 anni. Vediamo. Ma lei ancora vuole guidare? Cioè, sì, certo, gira a fare la spesa, e gira al cimitero, e gira alla chiesa. Si accomodi là. Si lancia, Donnino, Sabato 23 aprile, alle ore 12:30, presso il comune di Capodorlando, due amici centenari si ritroveranno dopo 50 anni. Si tratta di Antonino Mazzone, 101 anni ad ottobre, di Capodorlando, e Antonino Monterosso, 100 anni a dicembre. I due centenari si sono ritrovati dopo tanti anni grazie ai video pubblicati da Onda TV sul social Bella Sicilia. I video del signor Mazzone sono diventati virali e sono stati notati dal suo ex commilitone Monterosso, che vive a Palermo. Quando sono andato l'ultima volta avevo il numero 4, mi ha chiamato numero 4, io capo detto che chiamo, salutai, ci do qua dentro. Io Mazzone, e lei ancora vuole guidare? Sì, certo, mi gira a fare la spesa, e gira a chiesa, e gira al cimitero.
Complimenti, signor Mazzone, lei ci vede meglio di me. Beh, la prima volta mi ha detto per 1 anno, poi mi ha detto per 2 anni. Ora mi scade. Un 32enne noto alle forze dell'ordine è stato denunciato dagli agenti della sezione volanti della questura di Agrigento per le ipotesi di reato di tentata truffa e false attestazioni a pubblico ufficiale. L'agrigentino è stato sorpreso grazie a numerose segnalazioni inoltrate dai cittadini a bordo di un Alfa Romeo 147 sul ciglio della strada in attesa di vittime da raggirare con l'ormai nota truffa dello specchietto. Quando i poliziotti sono intervenuti ha anche fornito false generalità, ma è stato subito scoperto e identificato. Irregolarità sono emerse anche sull'auto e sulla patente di guida che gli era stata peraltro revocata. I carabinieri della stazione di Porto Empedocle hanno arrestato un cameriere 52enne del posto con l'accusa di stalking ai danni dell'ex moglie. L'uomo, secondo quanto ricostruito, non si sarebbe mai rassegnato alla fine della relazione con la donna, mettendo in atto atteggiamenti e comportamenti persecutori con tanto di minacce, pedinamenti e lettere lasciate sul parabrezza dell'auto dell'ex moglie. In alcune occasioni l'avrebbe anche seguita facendosi trovare nei posti frequentati dalla donna. Quest'ultima, preoccupata per quanto stesse accadendo e temendo per la sua incolumità, ha denunciato tutto ai carabinieri che sono intervenuti bloccando e arrestando il 52enne. Al Teatro Pirandello di Agrigento un convegno sulla figura di Ezio Del Rico, organizzato dalla Fondazione Luigi Pirandello in occasione del 50° anniversario della morte dello scrittore nato ad Agrigento nel 1892. Arturo Cantella. Luigi Mula, oggi un'interessante iniziativa per la serie Cronache Agrigentine che ricorda un grande drammaturgo e scrittore agrigentino, Ezio Del Rico, una iniziativa fatta in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti di Sicilia. Sì, finalmente riprendono in presenza i corsi dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia con questo corso che poi è un convegno sulla figura di Ezio Del Rico, questo grande drammaturgo ma anche pittore, scrittore, autore di 20 romanzi gialli, che è nato ad Agrigento nel 1982, una vita avventurosa possiamo dire, e qui questa sera ne parleremo insieme a Beniamino Bionti, al medico artista Salvatore Nocera Bracco, quindi un'iniziativa importante che è ancora più importante per la presenza del corso di formazione di tanti giornalisti che già sono qui in sala, e voglio anche anticipare che oltre a questo corso di formazione ce ne sarà un altro il prossimo 25 maggio, parleremo di fake news, della guerra in Ucraina, del caso Bucha, e ci sarà tra i relatori il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Vittorio Stingo, ma anche Mauro Delicato, quindi sarà un'altra occasione per incontrare i giornalisti in presenza e parlare di formazione. Salvatore Nocera Bracco, medico artista, darà il suo contributo fattivo a questo interessante convegno che ricorda la figura di un noto agrigentino, Ezio Del Rico. Sì, in effetti darò più che un contributo, visto che in quanto componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Pirandello abbiamo pensato proprio di farci carico, di organizzare questo incontro convegno che riporta alla luce la memoria di un grande artista nato ad Agrigento, però paradossalmente dimenticato, uno che ha scritto libri gialli, che è stato uno dei più importanti protagonisti del teatro italiano, nonché un fautore del teatro dell'assurdo, e anche uno dei primi, se non il primo, pittore astrattista italiano. È stato anche maestro di Armando Testa, per dir così, insomma, che è il fondatore, diciamo così, di chi ha inventato la pubblicità in Italia, ed abbiamo avuto la fortuna che fosse proprio nato ad Agrigento, e quindi c'è questa dimensione che come fondazione cerchiamo di farci carico per promuovere, non solo per valorizzare, ma soprattutto promuovere, valorizzare e portare avanti la cultura agrigentina, che è anche fatta di persone purtroppo dimenticate ma grandiosamente valide. Il suo contributo oggi a questa iniziativa dell'Ordine dei giornalisti che ricorda un grande agrigentino, Ezio Del Rico. Gli agrigentini spesso sono poco noti, ma hanno lasciato una traccia nella cultura nazionale e non solo.
Un grande agrigentino che non viene più citato e ricordato neppure nelle cronache letterarie. È un autentico caso di rimozione letteraria, ancora più grave considerando che questo scrittore è nato ad Agrigento. Vi è nato per sorte in quanto figlio di un carabiniere, però è curiosa la circostanza per cui sia nato nella stessa terra di Pirandello. Ezio Del Rico, che diventerà con gli anni un importantissimo drammaturgo, sebbene le scene italiane non gli abbiano dato mai il giusto riconoscimento. Ha avuto un destino strano per cui i palcoscenici esteri in Germania e anche in America Latina gli hanno tributato grandi onori post mortem e invece l'Italia gliene ha sempre tributati assai poco. È importante ricordare la sua figura intanto per collegarla anche alla vicenda letteraria agrigentina, al seguito di Pirandello, ma per rinnovarne soprattutto le sorti di scrittore interprete delle grandi tensioni culturali del Novecento insieme ai più grandi drammaturghi europei. È un momento per poter ripensare a questa figura anche sulle nostre scene e ripensare anche l'idea di poter ripubblicare delle opere letterarie di questo grande scrittore, che è stato peraltro anche un giallista con delle influenze sul nostro Andrea Camilleri, augurandoci che nel tempo futuro le sue opere possano trovare giusta collocazione nelle librerie. Il Teatro Pirandello mette a disposizione dei giornalisti oggi il suo foyer per un interessante convegno su Ezio Del Rico, un noto agrigentino, diciamo, è bene ricordarlo. La Fondazione ha organizzato insieme all'Ordine dei giornalisti questo incontro di questo genio Ezio Del Rico, un genio rinascimentale riconosciuto in tutta Europa, tranne che in Italia. Ritengo che ormai è arrivato il tempo di darle il giusto riconoscimento e noi come Fondazione Teatro chiederemo al sindaco di intitolare una via a questo nostro concittadino. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.